bentornati, siamo con Mister Tom. Mister, è un Vittorio Veneto che dopo aver preso un gol o due non riesce più a giocare come sa giocare magari. Comunque, peccato per il gol giusto da calcio d'angolo, una disattenzione che è costata cara e ha dato l'altro per i quattro gol che ha fatto in poi. Sì, forse c'è stata una concomitanza di disattenzione perché un po' i ragazzi, ma anche forse l'assistente non ha visto, almeno loro dicono che la palla era nettamente fuori, ragazzi. E il loro difensore Giovannini mi sembra l'ha rimessa in gioco, però noi in ogni caso dobbiamo essere più pronti sul fatto che dopo il gol o due non riusciamo più a giocare e anche qui, insomma, sai, c'è un po' una mancanza di esperienza, però fino in fondo la squadra ha cercato di proporre qualcosina. Infatti, Ah, proprio la squadra continua comunque a giocare a palla. sì, sì, ma su questo ci siamo e si continua a lavorare. Questa è la strada che dobbiamo perseguire perché non abbiamo le caratteristiche per mettergli la palla davanti e andare a fare delle sportellate, insomma, queste non ce le abbiamo. Nel primo tempo l'abbiamo messa qualche volta perché avevamo Zilli che si inseriva e abbiamo cercato di mettere palla sulla sua corsa, di sfruttare i suoi inserimenti, però fondamentalmente noi cerchiamo di giocarla. Dobbiamo fare così anche per le prossime 12 partite, cercando di cambiare il risultato finale perché il tabellino è impietoso. Sembrava quasi una partita di Serie D, il primo tempo, altissimi ritmi da ambo le parti. Sì, questo non te lo so confermare, però mi sembrava una buona gara, mi Sì, sì. sembrava che noi tenessimo anche bene il campo, con qualche errore magari di disimpegno oppure proprio per voler giocare. E su questo io devo complimentarmi anche un po' con i ragazzi perché, ripeto, alla fine hanno ripreso a giocare, hanno giocato fino all'ultimo, hanno onorato il campo in maniera decorosa, magari lasciando spazi, lasciando qualcosa all'avversario che no, 5-6 potrebbe essere anche stati segnati. Però noi cerchiamo sempre di proporre il gioco. Sì, il primo tempo mi sembrava discreto, insomma, come ritmo, come intensità, qualche imprecisione di troppo da parte nostra, ripeto, però abbiamo anche fatto vedere alcune cose interessanti. Le condizioni di Marson? Non ce l'avremo per lungo tempo, immagino, perché le prime diagnosi parlano di un cassetto evidente al ginocchio e quindi sembra che un legamento sia partito e da qui adesso dobbiamo rimetterci a lavorare su qualcun altro nel suo ruolo e far crescere i giovani, ma molto velocemente. Ancora un altro giovane quindi da metterli nella linea sempre più verde di questa Vittorio Veneto. Adesso vediamo se è un giovane o se ritremo qualcuno, adesso è un po' prematuro, Sì. ma già da martedì sera cominceremo a lavorare su un'altra disposizione tattica, insomma, o su un altro elemento che possa sostituire degnamente Marson. Marson è importantissimo come giocatore, ma anche come ragazzo, che ha dei valori importanti. E niente, lo aspettiamo il più presto in campo insieme agli altri due giovani, Alessio De Grosso e Alessio Maiuto, che speriamo di poter riavere presto nel gruppo, insomma. Grazie, mister. Grazie a tutti voi. Siamo con il mister del Treviso Toni, mister. Una partita dai ritmi altissimi, soprattutto nel primo tempo. Sì, buoni ritmi, buona intensità, siamo riusciti a sbloccare il risultato dopo circa 20 minuti, abbiamo amministrato bene la partita, abbiamo avuto altre occasioni, purtroppo per noi non le abbiamo sfruttate, però nel secondo tempo siamo dilagati, non c'è stata più partita, siamo andati sul 4-0, potevamo avere altre occasioni perché ha sbagliato un gol da sopra la riga, Del Porta, un palo, altre occasioni sbagliate, dà fastidio che abbiamo subito il gol della bandiera loro. Entrate pienamente in zona playoff, che resta l'obiettivo principale per questo Treviso. Beh, sì, certo, nella situazione in cui ci trovavamo, adesso dopo qualche partita, dopo qualche risultato consecutivo, qualche vittoria consecutiva, ci siamo inseriti nella zona playoff, speriamo di mantenerla fino alla fine almeno, scalando posizione per posizione con il proseguo del campionato. Tra le tante cose positive, mister, c'è qualcosa che le ha dato fastidio, come magari mi diceva del gol subito. Sì, soprattutto quello, perché c'è stato un calo di tensione, anche se eravamo su 4-0 non ci deve essere mai. Mi dispiace anche per Cottardi che lui di Vittorio Veneto ha preso il gol, ha fatto entrare apposta perché di qui ha preso il gol, però ecco, c'è stato quell'attimino di disattenzione che non dovrebbe essere mai. Noi come caliamo d'attenzione veniamo puniti giustamente, gliel'avevo detto prima della partita, si è verificato anche oggi. L'unica nota stonata della partita.
magari il Treviso soffre nei campi piccoli e qui oggi con un campo normale magari da Serie B o da Lega Pro non soffre come magari soffre in campi piccoli magari. No, io credo che il Treviso soffra quando non si cala nella realtà dell'eccellenza, che bisogna lottare e giocare su tutti i palloni, dimenticarsi che siamo il Treviso perché il Blasone non vince. Se giochiamo con questa intensità, con questa determinazione che abbiamo giocato oggi, domenica scorsa, contro il Piave, potremmo toglierci delle soddisfazioni, se no soffriremo come abbiamo fatto la prima parte del campionato. Grazie mister, in bocca al lupo per il Prego. proseguo. Per il lupo, grazie.